La ragione, parto da lei. Abbiamo parlato per l'intera mattinata e per il giorno precedente del credito, di un credito che sta diventando sempre più selettivo, di imprese piccole che rischiano di essere le più penalizzate perché nella sua assurdità il sistema del credito è un sistema che sembra agevolare maggiormente le misure più importanti per quanto riguarda le imprese, ma appunto l'Italia è un paese fatto di micro e piccole industrie. Allora le chiedo quale modello di business state immaginando per rendere davvero operative, non solo teoriche, queste nuove soluzioni dedicate agli artigiani di cui stiamo parlando? Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Medio Credito Centrale innanzitutto, come ben sapete, ha due anime, no? L'anima quella dell'agevolato, di cui il dottor Brunozzi ieri ne ha illustrato, quindi noi gestori di agevolazioni sia a livello nazionale che anche a livello regionale. Poi accanto a quest'anima dell'agevolato c'è appunto un'anima bancaria. Ricordiamo innanzitutto comunque che Mediocredito è un soggetto a controllo pubblico controllato al 100% da Invitalia e quest'anima bancaria si sostanzia un po' in un'attività di banca di primo e di secondo livello che presenta poi una rete sportellare non tradizionale. Vero. Quindi per poter comunque intervenire e supportare il territorio anche nelle proprie specificità regionali, uno degli obiettivi principali di quest'ultimo anno passato, anno e mezzo, è quello di andare a rilanciare il rapporto con i confidi, perché appunto, come diceva anche prima il presidente Nicastro, quale soggetto migliore dei confidi per la prossimità nei confronti del territorio e dell'impresa. Quindi per noi diventa importante rilanciare tutta questa partnership. Stiamo svolgendo un'attività di ripartenza di quella che era un po' un'attività avviata ma poi persa nel corso del tempo, e poi con questa anche nuova impostazione di gruppo proprio di Mediocredito Centrale cercare anche di sfruttare quelle che sono le nostre forze territoriali come BDM Banche e anche CRO e cercare di alimentare questa partnership con i confidi e cercare di dare sempre più manforte a quello che è l'esigenza proprio di queste micro e piccole imprese. Quindi laddove Mediocredito Centrale come banca non riesce ad arrivare, sfruttare nel migliore dei modi il ruolo dei confidi, dare una strumentazione quindi a queste imprese, cercando appunto di sfruttare anche un po' l'aspetto tecnologico, perché poi Mediocredito Centrale appunto non avendo, come dicevo in precedenza, una rete territoriale, a questo canale d'accesso rappresentato dal portale Easy PMI. Però nonostante ciò appunto abbiamo poi la rete fisica rappresentata da quelle che sono le banche del gruppo BDM e CRO. È un'attività che stiamo diciamo affinando nel corso del tempo, perché è naturale che come si evolve il mercato si evolvono anche un po' tutte le esigenze di quelle che sono le esigenze di tutti gli operatori coinvolti, imprese, confidi, banche, e cercando di trovare le soluzioni adeguate per poter rispondere a tutto quello che va a richiedere il mercato. Ad oggi stiamo partendo, abbiamo messo a terra delle nuove convenzioni con alcuni confidi 106, sicuramente arriveranno dei convenzionamenti con i confidi minori, i confidi 112, il tutto in un rapporto di ascolto e di dialogo reciproco, proprio per cercare di assicurare un intervento che possa dare dei frutti importanti nei confronti di queste piccole e micro imprese. Perfetto. Grazie. Allora, Vicepresidente, stiamo parlando di nuovi progetti. Le chiedo quali sono le vostre aspettative per quanto riguarda questi nuovi progetti, ma anche quali strumenti reputate indispensabili perché siano davvero efficaci per le imprese che si rivolgono poi ai confidi. Beh, le aspettative sono alte, in particolare anche per quanto riguarda i progetti che sono stati presentati anche ieri, il primo fra tutti, quello di digitalizzazione, perché naturalmente è molto importante per quel che riguarda tutti gli aspetti che sono stati elencati sia ieri ma anche oggi per velocizzare, diciamo così, la velocità delle pratiche, poterle sfruttare velocemente e utilizzare questi nuovi strumenti per essere più competitivi sul mercato. Poi per quel che riguarda
le collaborazioni col Medico Credito Centrale, insomma, noi ci aspettiamo grandi cose, primo fra tutti sul tema che aleggia tra tutti noi. Abbiamo visto un articolo l'altro giorno sui giornali e hanno accennato anche i presidenti prima nazionali delle confederazioni su quello che è il tema Artigiancassa, perché quando parliamo di Artigiancassa qualcuno evoca tempi addietro in cui i nostri anche padri o quant'altro per l'Artigiancassa era uno strumento assolutamente importantissimo. E quando poi c'è stato il momento in cui si è trattato di acquisire l'Artigiancassa da parte di Agart e l'apertura da parte di Medico Credito Centrale, qualcuno ha fatto un salto di gioia, nel senso che da questo naturalmente dovrebbero scaturire tutta una serie di prodotti e diciamo così, strumenti che possano effettivamente unire anche tutto il mondo dei confidi, perché naturalmente oggi siamo un po' frastagliati in tutta la nazione, tra vigilati e non, ma questo dovrebbe essere effettivamente un progetto che, come posso dire, ci dà molta speranza di poter elargire determinati prodotti e naturalmente, insomma, assieme appunto al Medico Credito Centrale, poter essere competitivi e riprendendo anche i ragionamenti fatti prima anche da chi ci ha preceduto, in particolare il sottosegretario Bitonci, noi, l'ho detto anche prima, non è che vogliamo sostituirci alle banche, alle BCC, noi vogliamo fare quello che le BCC oggi non fanno o che le banche non fanno più, nel senso che nell'allargamento dell'operatività speriamo che effettivamente, come accennato anche prima dal senatore Borghezio, ci sia effettivamente, dobbiamo togliere questo muro dell'attività residuale fermo al 49%, perché in questi ultimi anni le banche hanno cambiato pelle 1000 volte e anche noi dobbiamo rispondere alle esigenze che altrimenti si crea un buco. È chiaro, e di conseguenza rischiamo di effettivamente mettere in crisi gran parte delle nostre piccole imprese e non poterle sostenere, perché giustamente anche il Presidente prima ha accennato al fatto che la fascia 5 non è più, però ricordiamo che anche da quando abbiamo partiti con il credito diretto, con tutti i timori che avevamo, noi le sofferenze una volta diciamo erano da prefisso telefonico, lo 0, perciò siamo, come posso dire, molto fiduciosi sulla risposta delle imprese e naturalmente questo dobbiamo continuare a farlo, anche perché tutti i fidi, tutti i finanziamenti, tutto quello che passa per il mondo dei confidi mi sembra che abbiano appunto livelli di sofferenza molto bassi rispetto a quello che passa per il mondo bancario senza la nostra garanzia. Buoni pagatori, quindi perché non dargli credito? Grazie. Allora, Mariani, vengo da lei, direttore. Questa collaborazione con Medico Credito Centrale, immagino che anche secondo lei può rappresentare ovviamente un elemento distintivo. In che modo, io non la vedo solo il suo nome, eccola, può differenziarsi rispetto ai servizi tradizionali del settore bancario e quindi non andare a sovrapporsi, che è quello che nessuno, mi sembra di capire, voglia, e le chiedo anche quali iniziative potrebbero nascere da questo confronto diretto con le imprese. Sì, spero mi sentiate. Bene. Io mi scuso per non essere qui, ma non è tanto stato lo sciopero, ma un'influenza pesante che mi ha costretto. È che noi la vedevamo così bene, abbiamo pensato allo sciopero, quindi... Vi stimulo bene ancora, ma l'influenza purtroppo... Detto questo, il rapporto con Medico Credito Centrale è sicuramente un rapporto importante che abbiamo ed è anche un elemento distintivo, questo senza discussione. È chiaro che non si tratta di correre sempre dietro a servizi diversi rispetto a quelli tradizionali. Questa rincorsa è quanto mai pericolosa. Leggevo l'intervista di Carlo Messina nella quale veniva chiesto allo stesso il ruolo di Revolut rispetto alle banche e lo stesso Messina in qualche modo cercava di difendersi rispetto a questa nuova piattaforma molto aggressiva dicendo, bontà sua, che il rapporto con la clientela e il rapporto fisico, il contatto con la clientela non potrà mai essere sostituito dalla digitalizzazione. Bene, questo mi ha fatto comunque riflettere perché
dire che c'è sempre qualcosa che scombina i tuoi piani e che forse è più avanti di quello che tu pensi. Noi abbiamo sempre pensato che il rapporto con le imprese e il contatto con le imprese sia insostituibile e quindi riteniamo che lo strumento che è il medio credito, che con il medio credito stiamo pensando, alcune convenzioni, come ha ricordato il dottore, sono già in piedi, possano essere strumenti funzionali ad un buon rapporto, diciamo, con le imprese, dal cui confronto possono nascere nuove idee, possono nascere nuovi servizi. Però il tema non è tanto correre dietro a nuovi prodotti, il tema è servire le imprese, lo diceva anche il vicepresidente, parlare con loro, non digitalizzare completamente il rapporto perché altrimenti non bastano i servizi e i prodotti, non basterebbero a risolvere il problema. Ecco, quindi penso che sia questo giusto mix tra l'essere soddisfatti e anche orgogliosi che Mediocredito in qualche modo ci abbia scelto da un lato, ma dall'altro lato essere consapevoli che è la vita reale che fa la differenza. Ecco, non digitalizziamo anche la vita reale perché poi rimangono soltanto le fantasie e nel credito le fantasie sono pericolose. Senta Marianne, rimango con lei guardando alla quotidianità delle imprese che sostenete. Quali sono oggi gli ostacoli più concreti all'accesso al credito? E le chiedo anche, considerato che stiamo oggi e proprio anche in questo specifico momento, in questo dibattito, parlando di nuovi strumenti, come questi nuovi strumenti aggirare o ridurre questi ostacoli? Beh, sempre riprendendo quello che ho ascoltato poc'anzi, è chiaro che la micro e piccola impresa fa molta fatica ad accedere al credito. Ci sono problemi interni alle imprese e problemi esterni. I problemi interni sono legati alla necessità per le imprese di fare i conti con se stesse, di dotarsi di patrimoni e di capitali adeguati, di tecnologie sufficienti, di competenze sufficienti, di dare valore alla cultura e alla crescita professionale dei dipendenti. Su questo è chiaro che lo Stato può aiutare, le misure possono aiutare, ma bisogna essere consapevoli che questo è importante farlo. Dall'altro lato è chiaro che il sistema bancario e il sistema finanziario in genere ha poca attenzione a togliere questi ostacoli perché le imprese possano accedere al credito. Si fa fatica a essere degli interpreti delle esigenze delle imprese e si fa fatica a far capire alle imprese stesse alle banche quanto sia necessario avvicinarsi. C'è una regolamentazione importante, quasi asfissiante, che fa sì che la prima motivazione che si dice è queste sono le regole, non possiamo fare altrimenti. Però questo non basta. E non basta solo pensare a nuovi strumenti, non sono i nuovi strumenti che risolvono i problemi di fondo. Bisogna favorire la crescita delle imprese, bisogna favorire l'aggregazione delle imprese, bisogna far crescere questo sistema, quindi c'è un tema di formazione, di fiscalità, di internazionalizzazione, c'è un sistema paese che deve crescere. Qui è il problema, con gli strumenti si fa più fatica, però mi consenta, il credito Prego. non fa ordine. Io non vedo molti servizi di vario genere, anche televisivi, dove si parla di credito, perché il credito non fa audience, non è un tema che incolla al televisore le persone, però è un tema con il quale poi ci si scontra ogni giorno quando le famiglie vanno in banca e non hanno mutui o quando le imprese non hanno finanziamenti. Se togliessimo di mezzo l'audience e creassimo più momenti di riflessione su questi temi, forse faremmo un bene per il Paese. Da caporedattore di una testata nazionale mi prendo le mie colpe, ammetto che il credito non fa proprio tantissima audience, purtroppo fanno invece audience poi i fallimenti che arrivano
dai problemi del credito. Magari bisognerebbe sottolineare i problemi prima, quando ancora si può intervenire sensibilizzando anche l'opinione pubblica al riguardo. Le do ragione. A proposito di ragione, quindi torno da lei la ragione. Prima Mariani parlava di soluzioni più rapide e digitali anche, alcune fin troppo digitali, nel senso c'è uno spazio reale per un prodotto che riduca tempi, costi, rigidità tipiche del credito, diciamo, più tradizionale? Sì, sicuramente lo spazio c'è. Noi diciamo che, come le dicevo prima, operiamo anche un po' come banca di secondo livello, certo. No? Quindi l'obiettivo nostro è anche quello di sviluppare questo rapporto con i confidi non solo su quella direttrice del core business, quindi la classica garanzia o comunque la segnalazione da parte dei confidi, ma anche cercare di essere un partner proprio dei confidi, in modo tale da poterli aiutare nello svolgimento della loro attività, e parlo appunto eventualmente di essere un fornitore di liquidità vero e proprio nei confronti dei confidi. Da qui l'idea di poter supportarli secondo due differenti modalità alternative ad esse, o con una semplice provvista, sì, e quindi irrorare liquidità attraverso delle linee di credito nei confronti dei confidi, in modo tale che appunto possano poi utilizzare questa liquidità per fare eventualmente anche credito diretto nei confronti di quelle micro e piccole imprese che molte volte, come dicevamo in precedenza, il mercato bancario non riesce a raggiungere, ma il confidi, per la propria bagaglio di conoscenza quali e quanti, soprattutto qualitativa, dell'impresa, è in grado e può fare credito nei confronti di queste imprese. O in alternativa una soluzione un po' più, diciamo, strutturata, è anche quella di eventualmente approcciare delle operazioni di cartolarizzazione nei confronti, sì, dei confidi. Ne parlava anche prima il presidente Nicastro, laddove c'è del credito diretto fatto da confidi, la possibilità di acquisire questi crediti, ridare nuova linfa vitale e liquidità ai confidi, che appunto poi può essere messa in circolo, certo, e quindi ampliare e moltiplicare il proprio raggio e la propria forza d'azione nei confronti del territorio. Quindi questa è un'altra attività che stiamo ponendo in essere proprio per cercare di dare impulso a quella sinergia che le dicevo in precedenza, no? Prossimità, intervento bancario, intervento banca di secondo livello, e quindi dare un ruolo a 360 gradi di quello che è Mediocredito anche nei confronti di tutto il esatto, un partner vero e proprio. Allora, Vicepresidente, questo partner che cosa vi permetterebbe di fare di più di quello che già fate ogni giorno sui territori? Ha accennato ad esempio al credito diretto. Il credito diretto è una cosa con cui noi siamo partiti già da tempo, e di conseguenza, come dicevo prima, ci ha dato anche delle grandi soddisfazioni, perché appunto la parte di sofferenza, insomma, è stata limitatissima, e perciò, insomma, con tutti i timori del caso quando si è partiti, però insomma è passato qualche anno, e di conseguenza perciò, insomma, ben vengano queste risorse che eventualmente, ad esempio noi nella Regione Veneto operiamo già. Prima il Presidente aveva fatto un accenno ai tempi di banca di 2 o 3 mesi per avere un finanziamento, e in Veneto col credito diretto, con la modalità che è attuata con la Regione Veneto, con le risorse che ci ha messo a disposizione, inoltriamo le richieste e nell'arco di massimo 20-30 giorni riusciamo a erogare il credito direttamente all'impresa. Questa è una cosa che effettivamente ha un valore aggiunto non di poco, perché le piccole imprese, sappiamo, arrivano sempre magari all'ultimo minuto, e i tempi biblici delle banche non sono molto appetibili, insomma. Poi questo rientra naturalmente anche in tutto il contesto che è, a mio avviso, che riguarda anche l'aspetto della burocrazia, che insomma è un altro settore, ma la semplificazione con il credito diretto agevola molto anche, naturalmente. Poi se vediamo anche tutti gli aspetti ESG e quant'altro che complicano anche qua la vita delle piccole e piccolissime imprese, dobbiamo rispondere anche qua in maniera veloce. Leggevo l'altro giorno uno studio di Confindustria in cui si accennava che la burocrazia oggi in Italia incide nelle grandi imprese per il 2,5%, ma nella micro e piccola
incide 3 volte tanto, nel senso che sono costi. Perché è un costo fisso, è un costo fisso, qui non possiamo. Come possiamo far fronte a questa roba qua? Oggi gli adempimenti sono enormi, insomma, di conseguenza tutto quello che può essere messo in campo per velocizzare queste cose, le imprese insomma sarebbero una risposta forte che noi possiamo dare come sistema dei confidi a tutte le microimprese. Allora, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, mi permetto un terzo giro con una domanda che faccio a tutti e tre. Parto da lei, vicepresidente. Le va di indicarmi una priorità assoluta per costruire un modello di credito davvero a misura di artigiano? Una cosa a cui davvero non possiamo rinunciare se vogliamo che anche questa nuova partnership o questa evoluzione di una partnership che in effetti già c'è possa decollare appieno. Mi ripeti la domanda? La domanda è se mi dà una priorità assoluta per costruire un modello davvero a misura di artigiano. Bella domanda. Io qua sono per questo, mi hanno chiamato proprio. Mi metti anche un po' in imbarazzo, non so perché. C'era tempo, io mi sono lanciato. No, le cose sono su cosa tante. Scommetterebbe? Un all-in? Beh, intanto quello che accennavo prima, che parta il progetto Artigiancassa, che quello secondo me sarebbe un elemento determinante per poter essere una grande risposta alle piccole e medie imprese, perché il privilegio di avere appunto un partner come Mediocredito Centrale, insomma, al di là del nome, come dicevo prima, evocativo, che aprirebbe le porte a tanti artigiani come Artigiancassa, rivorrebbe anche il nome, ma naturalmente sarebbe effettivamente un progetto che ci permetterebbe di aggregare un po' tutti e dare risposte effettive al mondo dell'artigianato. Perfetto, prendere dalla vostra storia una cosa che aveva funzionato e riportarla efficiente come che è il Mediocredito Centrale, questo sarebbe Mariani, massimo. Vengo anche da lei, su cosa scommetterebbe? Ma guardi, io penso che debba esserci una chiarezza operativa. La mia preoccupazione è che è questa: i confidi non debbono essere utilizzati e non rispettati, non che stia accadendo con Mediocredito, è una mia preoccupazione. Cioè mi sembra che un po' tutti, quando serve arrivare alla micro e piccola impresa, quando serve poter parlare appunto con una fascia con la quale si fa più fatica a parlare o non vogliono parlare altri, però poi quando ci si deve dare una visibilità e una pari dignità in una partnership si fa più fatica. Allora io penso che questo progetto funzionerà e debba funzionare, possa funzionare se ci sono regole chiare sul chi fa che cosa, se i confidi saranno visti come uno strumento fondamentale, insostituibile, perché il progetto Artigiancassa possa scaricare a terra tutta la sua forza e tutta la sua potenzialità. Se questo accadrà, io penso che non ci sarà confusione sul chi fa che cosa, ma tutti lavoreremo sinergicamente per raggiungere l'obiettivo, che è quello appunto di aiutare la micro e piccola impresa. La mia preoccupazione, ripeto, è che non si utilizzi sempre questo strumento, che è uno strumento fondamentale, che arriva veramente al piccolo e parla col piccolo, e non dimentichiamoci che è un elemento anche di coesione sociale, per raggiungere un obiettivo anche a volte di profittabilità ed economico, dimenticandosi dell'importanza dello strumento. Ecco, se ci sarà chiarezza, vedrà che il progetto avrà efficacia e sarà di successo. Se non ci sarà, ho più preoccupazione e probabilmente non raggiungeremo l'obiettivo. Grazie Mariani, la ragione. Io mi ricollego a quello che ha detto il dottor Mariani. Chiarezza che deriva dal dialogo. Secondo me il dialogo è importante tra le parti, perché solo col dialogo e, come diceva anche il dottor Mariani, il rispetto delle parti e delle esigenze si riesce ad arrivare a delle soluzioni concrete, perché poi è tutto da lì, scaturisce tutto da lì, tutte le sinergie, ognuno fa il proprio ruolo. Laddove la banca non riesce a arrivare, arriva un altro soggetto predisposto a fare questo, che come anche il Confidi. Sì. Non si deve avere paura di dire non sono in grado, lo fa il Confidi, mi rimetto in mani al Confidi, che appunto è il partner principale del territorio. Quindi ecco,
un dialogo sano, sincero, che possa portare appunto ad una sinergia vera e propria di tutto quello che si può mettere a terra. Grazie al dottor La Camera, al vicepresidente Citron, grazie al direttore Mariani, a tutti voi. Grazie a te. Grazie.